Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati a tutti voi telespettatori di Antenna 3 con questa edizione straordinaria nella quale vi racconteremo una mattinata particolare, una mattinata importante. Giulia Cecchettin avrebbe dovuto laurearsi, coronare il suo sogno il 16 novembre 2023, il sogno di laurearsi in ingegneria biomedica all'Università di Padova, un impegno che l'aveva portata a chiudere tutte le sessioni d'esame, a preparare la tesi già pronta, già mostrata alla sua relatrice, un sogno che si è infranto in quella maledetta auto nella quale ha trovato la morte per mano di Filippo Turetta. Come sappiamo, come abbiamo raccontato già da subito le prime settimane dopo questa terribile vicenda che ha segnato il Veneto e l'Italia intera, il femminicidio più simbolico del 2023 in tutta Italia, si era detto Giulia avrà la sua laurea, non una laurea ad onore, una laurea vera e propria, alla memoria certo, ma una laurea vera e propria perché Giulia aveva concluso il suo percorso con grande impegno e doveva soltanto discutere la tesi in quel 16 novembre. Non ce l'ha fatta purtroppo e abbiamo raccontato anche quel giorno senza di lei, quel giorno di dolore. È un altro cerchio che si chiude in questa terribile vicenda. Il primo cerchio si è chiuso con il ritrovamento del corpo, l'arresto di Filippo Turetta. Il secondo cerchio si è chiuso il 5 di dicembre, quella manifestazione di grande amore e affetto per Giulia nei funerali che abbiamo raccontato in diretta. Oggi si chiude un altro cerchio importante, il quarto si chiuderà quando la giustizia farà il suo corso nei confronti di Filippo Turetta, ma oggi Turetta è in ombra, oggi Turetta non c'è, oggi è il giorno di Giulia Cecchettin e ve lo racconteremo in diretta con i nostri inviati Valentina Visentin e Cristian Roque Allende, Chiara Gaiani e Federico Cibotto. Subito dalla cortile del Bo, Chiara Gaiani in diretta. Buongiorno Chiara. Buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i telespettatori, con parte dei colleghi perché parte sono già saliti nell'Aula Magna. Ci troviamo nel cortile antico dove stiamo attendendo l'arrivo del Ministro per l'Università Anna Maria Bernini, che sarà presente a questo momento, lo dicevi molto bene, questo momento importante perché questo è un giorno che resterà a suo modo nella storia come un segno. Giulia sta diventando un simbolo di tante lotte, di tanti momenti. Giulia è anche il simbolo di una giovane donna che si stava laureando in ingegneria biomedica, era pronta, stava coronando il suo percorso di studi, un percorso di studi molto serio, molto puntuale. La dottoressa, la professoressa con cui si sarebbe laureata, Silvia Todros, ci ha detto, insomma ha detto anche ai nostri microfoni che il suo sarebbe stato davvero, era davvero un buon lavoro. Quindi oggi questa laurea è una laurea che viene consegnata a tutte le donne che hanno il coraggio anche di investire in un campo che fino a poco tempo fa era stato ad appannaggio solo di uomini. Vi faccio vedere con il collega Federico Cibotto che c'è il prefetto Francesco Messina, sta attendendo proprio l'arrivo del Ministro per il saluto. Sono già entrati alla spicciolata, sfuggendo alle telecamere, i familiari di Giulia. È entrato il papà Gino, è entrata la sorella Elena, è entrato anche Davide, sono arrivati anche, abbiamo visto la sindaca di Saonara Michela Lazzaro. Come si svolgerà questa giornata? Allora, la cerimonia di conferimento della laurea alla memoria a Giulia Cecchettin è il terzo caso nell'Università di Padova, inizierà alle 11 con i saluti della rettrice dell'Università di Padova, Daniela Mappelli, che in tutti questi lunghissimi mesi abbiamo visto sempre anche molto vicina alla famiglia di Giulia, anche molto provata, intensamente provata direi, da quello che è stato davvero un momento molto difficile per tutta l'università, per gli studentesse, per gli studenti, ma anche per tutto il corpo docente. Alle 11:10 l'intervento del direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, del professor Gaudenzio Meneghesso. Ricordiamo anche lui la sua commozione anche nel momento in cui è stata inaugurata proprio nell'area del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione una panchina rossa
rossa in memoria, in ricordo di Giulia, e poi l'intervento della relatrice di Giulia, della professoressa Silvia Todros. Pensate, poco prima di uscire per l'ultima volta da casa sua in quel tragico pomeriggio di sabato 11 novembre, Giulia aveva inviato alla sua professoressa l'ultima revisione del suo lavoro, della sua tesi di laurea. Al rientro in studio lunedì, ecco, è arrivato anche, vi sono varie autorità, è arrivato anche il sindaco. Nel frattempo vi facciamo vedere in questo momento il sindaco Sergio Giordani. Ecco, vi dicevamo che in quel tragico pomeriggio dell'11 novembre Giulia aveva inviato la sua tesi di laurea alla professoressa. Il lunedì, al rientro nel dipartimento, le aveva scritto che il suo lavoro era un ottimo lavoro, che avrebbe potuto caricarla all'interno del sistema di ateneo dove vengono caricate le lauree prima della discussione. Sappiamo che purtroppo il 16 novembre Giulia però non c'era, Giulia era già morta per mano dell'ex fidanzato. Alle 11:40 l'intervento del ministro Bernini e poi il momento che sarà, diciamo, il momento clou di questa giornata. Alle 11:50 il conferimento della laurea alla memoria e la consegna del diploma di laurea alla famiglia di Giulia Cecchettin. Pensiamo insomma che sarà proprio consegnato nelle mani di papà Gino, che sta facendo insomma di tutto, sta diventando davvero un testimone di questa vicenda. Ecco, vediamo l'arrivo di altre autorità in questo momento che stanno facendo la spicciolata. Abbiamo riconosciuto Walter Veltroni, che sarà presente in Aula Magna alla cerimonia del conferimento di laurea. Chiudiamo velocemente, prima insomma di farvi vedere anche che cosa sta succedendo. È ovviamente una cosa che stiamo vivendo insieme a voi proprio in questi minuti. Abbiamo detto alle 11:50 da programma il conferimento, la consegna del diploma di laurea, poi ci sarà il saluto di Gino Cecchettin, del papà di Giulia, il saluto di Elena Cecchettin e anche quello di una zia di Giulia Zecchin, scusate, di un'amica di Giulia, perché ci saranno tante autorità sì presenti, ma come vi avevamo fatto vedere anche durante i funerali, io ho ancora negli occhi e anche nel cuore impressa l'immagine di tutti gli zainetti che si muovevano alla spicciolata per entrare nella Basilica di Santa Giustina in Aula Magna. Ci saranno anche tante studentesse, tanti studenti dell'Università di Padova, tanti giovani, perché davvero la morte di Giulia è diventata un simbolo, ma è diventata anche, ha segnato sicuramente un cambio di passo, e quindi anche oggi nell'Aula Magna ci saranno tanti giovani, tante giovani donne, tanti giovani uomini, perché davvero quello che è accaduto a Giulia non accada più, e per questo è necessario continuare a raccontare, continuare a parlare. Anche questo momento diventa un simbolo. Allora mi giro, vediamo appunto che le autorità si stanno preparando, anche il sindaco di Padova Sergio Giordani sta attendendo l'arrivo della ministra Bernini. Probabilmente insomma sarà l'unica autorità che arriverà qua. Noi pensavamo insomma che avrebbero fatto il loro passaggio qui anche i familiari di Giulia, invece hanno pensato in questo momento appunto di salire già in Aula Magna, sono già entrati. Ve l'abbiamo detto poc'anzi. Ecco, questo è un momento adesso di attesa. Siamo alle 10:40, tra circa 20 minuti inizierà la cerimonia. Questa cerimonia che, ripeto, al Bo è solo la terza volta in tutta la storia ottocentenaria dell'università che sarà fatta. Solo due studenti prima, tra l'altro 2 giovani studenti prima, era stata assegnata e consegnata la laurea alla memoria. Chiara, in attesa dell'arrivo del ministro Bernini, allora vi faccio vedere questo servizio. Chiaramente poi se arriva il ministro andiamo in diretta. Tu parlavi di questa tesi di laurea già mostrata, già spedita alla relatrice, così ai vostri microfoni della redazione di Padova la relatrice aveva raccontato quella tesi e quell'impegno di Giulia Cecchettin. Sentiamo il servizio realizzato proprio nei giorni successivi poi alla scoperta dell'omicidio.
Mi ha inviato la mail in cui mi mandava la versione della tesi completata, quindi aveva portato a termine tutte le revisioni che io le avevo chiesto e quindi con questo messaggio di fatto mi consegnava l'ultima versione della tesi perché era pronta per laurearsi. Poi io le ho risposto lunedì mattina appena sono arrivata, quando ho visto il messaggio le ho detto subito che la tesi andava bene e che poteva essere caricata sul sito di Ateneo per l'approvazione formale. E naturalmente però a questo messaggio poi non è seguito più non è più seguita nessuna risposta. Giulia purtroppo non ha mai saputo che la sua tesi era perfetta. Il messaggio mandato lunedì mattina dalla professoressa Todros non le è mai arrivato. Era già morta, uccisa da Filippo Turetta e lasciata in un canalone di Piancavallo vicino al lago di Barcis. Le mando l'ultima versione della tesi con tutte le correzioni che mi aveva chiesto. Attendo il suo via libera per caricarla, aveva scritto Giulia, la relatrice, sabato, un'ora prima di salire in macchina per quel maledetto ultimo appuntamento con il suo assassino. Giovedì 16 novembre la professoressa, come tutti i docenti della facoltà di ingegneria, ha aspettato e sperato che Giulia varcasse la porta del dipartimento per la discussione della tesi, anche se non era stata caricata sul sistema online dell'università. Giulia era una brava studentessa, ricordo che ho di lei è soprattutto legato alla sua presenza a lezione, quindi l'impressione che mi aveva dato era un'ottima impressione di una brava studentessa che aveva anche un ottimo rendimento e anche nel lavoro di tesi si era sicuramente impegnata e aveva fatto un buon elaborato di tesi, quindi io le avrei dato una valutazione ottima del lavoro di tesi. Giulia si sarebbe laureata con un buon voto, studentessa precisa e volenterosa. Penso che sia un atto dovuto conferire la laurea a Giulia, perché comunque Giulia aveva già sostenuto tutti gli esami, aveva di fatto ultimato la tesi, quindi manca semplicemente un conferimento formale, ma è sicuramente una laurea che lei si è meritata pienamente, non è neanche una laurea postuma, è di fatto la sua laurea che si era già guadagnata completando tutto il suo percorso di studi. Come abbiamo detto, insomma, una vera e propria laurea, il suo impegno era completo, era finito. Se la miopia non mi tradisce, Chiara, dovrebbe essere quella che vediamo inquadrata, la rettrice Mapelli? Assolutamente no. Sì, non solo la rettrice, c'è la rettrice Mapelli, ma c'è soprattutto, spero che le Eccolo immagini qui, Gino Cecchettin, certo. Federico Cibotto lo possono mostrare. Gino Cecchettin. Il papà, esatto, il papà di Giulia in completo blu che sta parlando in questo momento, quindi Gino Cecchettin sta parlando in questo momento con il prefetto di Padova Francesco Messina e con la rettrice Daniela Mapelli, al loro fianco il sindaco di Padova Sergio Giordani. Restiamo lì, sì, restiamo su Gino. L'arrivo della ministra sarà probabilmente a brevissimo, se sono scesi dall'Aula Magna dove erano entrati circa 10 minuti fa. Diciamo che l'immagine che abbiamo di quest'uomo, guardate la compostezza, anche una eleganza innata proprio, se posso permettere, insomma, in Gino Cecchettin, che si sta trovando a vivere un momento che pensiamo tutti non avrebbe voluto vivere così. Sappiamo che c'erano grandi preparativi in famiglia per la laurea di Giulia, che si stavano muovendo anche per il rinfresco che si sarebbe tenuto a Padova, una famiglia insomma che veniva anche da un periodo anche difficile e doloroso. Ecco, Gino Cecchettin sta vivendo la morte dolorosissima della figlia come davvero una nuova missione nella sua vita. Ecco, vediamo anche l'omaggio delle autorità militari ai presenti in questo momento, con anche gli addetti dell'università che si stanno muovendo, perché ovviamente immaginate come questi momenti vengano preparati. C'è un cerimoniale molto attento, ovviamente c'è anche una grande presenza, ma anche abbastanza insomma silenziosa, di forze dell'ordine in questo momento. Nicola, dicevi? Beh, ecco, volevo solo dire che voi della redazione di Padova soprattutto insomma avete ben conosciuto da vicino questa famiglia, ecco, a lungo sotto i riflettori. Ecco, nell'ultimo mese naturalmente, come era naturale che fosse, si sono allontanati giustamente dai riflettori dei media, se non, ecco, ricordo quel
quel tweet del messaggio di Gino Cecchettin che tornava al lavoro, insomma, dopo questo turbine di dolore. Come ricordi, insomma, questa figura particolare di questo papà dall'inizio alla fine, come se si è anche evoluta un po' questa figura di questo papà, che nessuno si aspettava così? Ma no, diciamo proprio così, anche perché insomma anche da genitori ci siamo spesso interrogati, anche confrontati all'interno della redazione su questa figura. Nel frattempo insomma un particolare curioso, l'attesa si dilunga e quindi la rettrice ha appena indossato il cappotto, perché decisamente sono temperature molto rigide. Tra l'altro il cortile, vi racconto, è tutto all'ombra, quindi la temperatura è piuttosto rigida in questo 2 febbraio. Papagino direi che è una figura che è rimasta davvero fedele a se stessa in questo momento e ha colpito, penso, tutti con questi messaggi di grande semplicità che sono arrivati sempre dritti al cuore, come quel messaggio bellissimo che ha lanciato a tutti, che secondo me davvero tutti noi dovremmo leggere, letto con il cuore davvero al termine del funerale, dell'addio a Giulia all'interno della Basilica di Santa Giustina. Un uomo che è rimasto fedele nella sua semplicità, nel suo grande affetto per tutta la famiglia. Ricordiamo che il fratello più piccolo di Giulia è stato tenuto sempre molto anche defilato rispetto ai riflettori. Questa credo sia stata una scelta. Chi ha scelto di mettersi a fianco al papà dal primo giorno, di iniziare a combattere una nuova battaglia insieme a lui è stata sicuramente la sorella Elena, che non ha mai ha sempre avuto con forza, peraltro insomma rendendo sempre chiara la sua posizione, di raccontare quello che pensava, di dire che era arrivato davvero il momento che la morte della sorella potesse essere davvero un punto, perché episodi, perché fatti tragici come quelli che abbiamo vissuto, tra l'altro insomma è stata una settimana, Nicola, lo ricorderai abbastanza bene anche tu, davvero in cui la speranza purtroppo ha lasciato spazio al dolore, al dramma, con l'epilogo insomma a cui tutti avevano pensato fin da subito, fin dalla domenica, fin dal lunedì, quando la notizia insomma della scomparsa di Giulia Cecchettin e di Filippo Turetta aveva fatto il giro di tutti, quando insomma abbiamo iniziato tutti ad occuparcene. C'era stata una grande speranza, c'è stata una grande attesa. Io ricordo il 16 di novembre nel pomeriggio, quando nell'aula del Dipartimento del BEI sono stati proclamati dottori i compagni di Giulia. Ancora Giulia veniva attesa, ancora si sperava insomma che la laurea potesse essere consegnata proprio nelle mani della giovanissima studentessa. Questo non è accaduto fino appunto il 18 novembre, quel mezzogiorno in cui la notizia davvero si è diffusa in un baleno. Il ritrovamento del corpo di Giulia a Barcis ha segnato davvero un punto e un dramma che io credo di non sbagliare a dire, un dramma collettivo, un dramma vissuto davvero da tutta la collettività. Allora, siamo alle 11:50, ancora si attende l'arrivo del ministro. Ricordo che stiamo... Chiara, mi senti? Nicola, prego. Fammi sapere solo a che ora dovrai, sì. Fammi sapere a che ora dovrai sganciarti per entrare anche tu in aula magna, ovviamente. Ma direi che... Allora, direi che fino a che non arriva il ministro, certo, io posso benissimo, restare sicuramente collegata, in attesa del ministro. Hai parlato dei compagni di università di Giulia. Bene, ci fu un momento importante, un ricordo importante dei compagni dell'università. Lo raccontammo nel nostro telegiornale e ve lo riproponiamo adesso, in attesa appunto davvero da pochi minuti, fra pochi minuti, con la cerimonia in diretta, il ricordo di Giulia e dei suoi compagni. Un minuto di silenzio, anzi un minuto di rumore per ricordare Giulia. Oltre 2000 gli studenti che nel cortile della facoltà di ingegneria in via Gradenigo
hanno voluto ricordare Giulia Cecchettin. Molti più del previsto, tra lacrime e commozione per la 22enne, loro compagna di studi, ma anche per dire basta alla violenza su tutte le donne. Siamo in questo cortile che lei avrà attraversato 1000 volte. Era una nostra compagna di corso, studentessa come noi, con cui condividevamo spazi e obiettivi. E la cultura dello stupro è una cultura in cui siamo immersi tutti e tutte da quando nasciamo, che si regge su una serie di atteggiamenti quotidiani che siamo educati a tollerare, a sopportare, a giustificare, a incoraggiare, che sono la pacca sul culo non richiesta, che sono le battute sessiste, che sono la possessività. Combatti per urlare più forte di me. Possiamo vivere senza paura, mamma, proprio come ho vissuto io. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima. Però di Giulia posso dire io personalmente che l'ho conosciuta, che era una ragazza tanto tanto dolce. E le foto che sono state prese e usate, girate nei social, nei giornali, non sono foto in cui era in posa, ma sono foto della sua quotidianità. Quel sorriso era il suo sorriso vero. Vi chiedo quindi di farci sentire. Tirate fuori chiavi, borracce, qualsiasi cosa possa far rumore, e oggi noi qui non faremo il minuto di silenzio, ma un minuto di rumore. È stata un'emozione forte, già abbiamo un dolore grandissimo nel cuore vedere tanti ragazzi così oggi dà un segnale di speranza. C'è una panchina rossa vagante, cioè itinerante, che ogni anno viene posta su un dipartimento all'altro, quest'anno verrà posta qui e questa sarà installata stabilmente presso il nostro dipartimento e l'avremo qui tutti i giorni dell'anno per sempre. Infine, altro segno concreto, all'inizio di ogni lezione, docenti e studenti hanno osservato un minuto di silenzio in classe con la proiezione di un messaggio in ricordo di Giulia. Grazie. Torniamo in diretta, allora andiamo da Valentina Visintin che si trova all'interno dell'aula magna del Bo, mentre lasciamo anche la doppia finestra per vedere l'arrivo della ministra Bernini. Valentina, ci sei? Si stanno preparando, come vedete, l'aula magna. Sì, vi sento qui dall'aula magna di Palazzo Bo. Vedete, stanno entrando le autorità civili e militari. Un'aula magna come delle grandi occasioni, come quando c'è l'inaugurazione dell'anno accademico. Si prepara ad accogliere i familiari di Giulia Cecchettin, a cui verrà consegnata la laurea alla memoria. È già seduta e abbiamo parlato con lei pochi minuti fa, nonna Carla, che ha detto Giulia sarebbe stata davvero felice di questa giornata a lei dedicata per noi come famiglia Cecchettin. È una giornata in cui il dolore per non avere qui Giulia con noi si mischia alla gioia di vedere riconosciuto questo suo percorso soddisfacente di studi. C'è nonna Carla, ci sono gli zii Filippo e Andrea per il momento, i familiari poi di Giulia saliranno dopo. Vedete tantissime autorità civili e militari. È arrivato anche Walter Veltroni, non ha voluto rilasciare dichiarazioni ma si è trattenuto alcuni minuti con nonna Carla, la nonna di Giulia Cecchettin, per qualche parola di conforto. Aula magna che si sta riempiendo, ci sarà un programma molto fitto di interventi. Inizierà la rettrice Daniela Mapelli e concluderà poi la ministra per l'università e la ricerca Anna Maria Bernini. A quel punto verrà poi consegnata la laurea alla memoria e poi ci saranno i discorsi della famiglia Cecchettin. Parlerà anche papà Gino, la sorella Elena e anche una cara amica di Giulia che con lei ha condiviso il percorso universitario. Vi racconteremo in diretta questi momenti e dove già è grande l'emozione qui dentro nel ricordo di Giulia. Eccola qui, la vedo intanto in diretta l'arrivo della ministra Anna Maria Bernini, ministro dell'università, che fin da subito aveva parlato dell'importanza di questo conferimento. Giulia avrà la sua laurea, aveva detto il ministro, ecco che saluta la rettrice Mapelli. Abbiamo visto poco fa l'arrivo anche del sottosegretario al Ministero della Giustizia, il senatore Andrea Ostellari. Ecco, Chiara, ci sei?
Sì, ci sono, ti confermo, è appena arrivata la Ministra in completo nero, sta salutando in questo momento Gina Cecchettin e al suo fianco stanno entrando verso l'Aula Magna. Ecco, noi direi che... Sì, allora forse, potete salire anche voi, vediamo se... salite anche voi. Non si è fermata. Sì, noi stavi cercando di sentirla. Noi ci sganciamo in questo momento, sì, stavo provando a vedere se si fermava, non qualcosa, si... Vediamo. No, non si ferma, ti confermo Nicola, non si ferma. Allora torniamo nell'Aula Magna, torniamo tutto schermo nell'Aula Magna, dunque davvero pochi minuti ci separano da questa cerimonia, una cerimonia importante perché appunto chiude un cerchio, l'abbiamo detto, è una storia che ha avuto tanti percorsi. Il primo è stato purtroppo quello della cronaca, che ci ha visti raccontare in diretta per giorni la speranza che quei due ragazzi fossero soltanto scappati in qualche modo, ma fin da subito era chiaro che qualcosa non andava, proprio perché Giulia doveva laurearsi quel 16 novembre. Sarebbe stato impossibile, sarebbe stato davvero non da Giulia fare una cosa del genere. Quindi la speranza ha lasciato il posto all'inquietudine, l'inquietudine di un gesto che poteva essere un rapimento. La speranza c'è stata ancora che forse Filippo Turetta potesse cambiare idea, potesse lasciare libera Giulia, ma non sapevamo, nessuno di noi sapeva che invece Giulia era morta praticamente subito. Poi il ritrovamento del corpo, il grande dolore, le fiaccolate, lo sdegno, i funerali, l'addio, il ritorno di Turetta in Italia e quel percorso che invece è ancora aperto, quello della giustizia che farà il suo corso. Oggi invece si chiude un altro capitolo importante perché Giulia avrà la sua laurea. Non so se Valentina è ancora collegata. Valentina? Allora, facciamo una cosa del genere. In attesa, ormai davvero tra pochi minuti inizia la cerimonia. C'è un segno, c'è un flash nella memoria di tutti. Torniamo a quel 5 dicembre, torniamo al giorno dei funerali. Tra i momenti più toccanti c'è stata l'uscita della bara di Giulia dalla chiesa di Santa Giustina e quei minuti di rumore che hanno commosso davvero tutti. Rivediamo e risentiamo quei momenti live, catturati live durante la nostra diretta di quel giorno, pronti ad andare subito in diretta ovviamente quando inizia la cerimonia.
che sta accompagnando la vita Giulia partecipare. Mette ancora i brividi a distanza di due mesi, di circa 2 mesi, quel momento in particolare alla uscita del feretro di Giulia dalla chiesa di Santa Giustina, insomma, con una folla immensa che faceva rumore per Giulia. Purtroppo lo abbiamo raccontato anche nei nostri telegiornali, in particolare a Padova, una storia, una vicenda, quella di Giulia, che se è vero che ha creato una maggiore consapevolezza, perché al numero di emergenza 1522 dedicato proprio alla violenza sulle donne c'è stata un'impennata di denunce negli ultimi mesi, anche spinta da quanto accaduto a Giulia Cecchettin. Purtroppo però raccontiamo ogni giorno che casi di violenze sulle donne anche molto gravi ce ne sono. Ve ne racconteremo più tardi uno proprio nel Padovano nel corso della prima edizione, quando l'edizione straordinaria terminerà e diventerà la nostra prima edizione. Tanti casi purtroppo, il che significa che se c'è una maggiore consapevolezza c'è ancora molto da lavorare. Per chi si fosse messo in collegamento soltanto adesso, avesse acceso il televisore, siamo in edizione straordinaria, siamo in diretta dalle 10:30 per avvicinarci al giorno del conferimento della laurea alla memoria di Giulia Cecchettin in ingegneria biomedica, la sua laurea, quella per la quale aveva studiato e per la quale aveva dato tutti gli esami con grande profitto e per la quale aveva già realizzato e già portato diciamo alla sua relatrice la tesi. Insomma, mancava solo il giorno del conferimento che arriva oggi, e dunque è arrivato, l'abbiamo visto in diretta, la ministra Anna Maria Bernini, la ministra dell'Università, che più di tutte diciamo è stata tra quelle che ha spinto maggiormente perché Giulia avesse la sua laurea. Abbiamo visto la relatrice Mapelli, il sindaco Giordani, il prefetto di Padova, Gino Cecchettin e la sorella, i familiari, tanti anche compagni che ci sono, e quindi fra poco ci sarà questa cerimonia nella quale attraverso i discorsi ufficiali si ricorderà l'impegno di Giulia come studentessa universitaria e come simbolo diventato suo malgrado delle donne, e poi il momento ufficiale del conferimento e poi le parole che verranno affidate proprio a papà Gino, alla sorella e anche a un'amica di Giulia Cecchettin. Ve lo racconteremo tutto in diretta, manca davvero poco. Torniamo però a quel giorno di 2 mesi fa. Lo dicevamo, c'è ancora molto da fare, c'è ancora molto per gli uomini da imparare, da fare proprie le parole che disse in quella cerimonia anche il vescovo
di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, nella sua omelia. Sentiamo quelle parole, pronti ovviamente come sempre ad andare in diretta, perché credo che siamo davvero in procinto di iniziare. Forse voi giovani potete osare di più rispetto al passato. Avete a disposizione le università e gli studi. Avete possibilità di incontri e confronti a livello internazionale. Avete più opportunità e benessere rispetto a 50 anni fa. Nella libertà potete amare meglio e di più. Questa è la vostra vocazione e questa può e deve diventare la vostra felicità. Su questa strada ci incontreremo e potremo aiutarci. Si incontreranno i giovani e Dio, i giovani e il Vangelo. L'amore non è un generico sentimento buonista, quindi. Non si sottrae alla verità, non sfugge la fatica di conoscere e di educare se stessi. È empatia che genera solidarietà, accordo di anime e corpi nutrito di idealità comuni, compassione che nell'ascolto dell'altro trova la via per spezzare l'autoreferenzialità e il narcisismo. Se questo è il nostro sogno, se cerchiamo germogli di speranza e di amore, avvertiamo però tutti la fatica di questo lavoro interiore. La nostra fragilità rende corto il respiro della speranza e precaria la tenuta dei nostri amori. Attesa, speranza, amore sono la nostra vita bella. Insegnaci, Signore, la pace tra generi, tra maschio e femmina, tra uomo e donna. Vogliamo imparare l'amore e vivere nel rispetto. Siamo online anche sul canale YouTube, in streaming, quindi saluto anche chi ci segue dalla diretta video. Tra qualche istante avrà inizio la cerimonia di conferimento della laurea alla memoria in ingegneria biomedica a Giulia Cecchettin. Vi chiedo cortesemente di alzarvi in piedi e accogliere il corteo accademico. Vi ringrazio. Il corteo accademico è una tradizione di cerimonie universitarie ed è composto da felucati, delegate e delegati della rettrice, prorettrici e prorettori, in questa occasione dalla Presidente del Consiglio del corso di studi in ingegneria biomedica, dalla docente relatrice della tesi di laurea di Giulia Cecchettin, dal direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione. Ovviamente chiude il corteo la magnifica rettrice con il Ministro dell'Università e della Ricerca. Grazie a tutti, potete accomodarvi. La cerimonia prende l'avvio con il saluto del Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. Magnifica rettrice, ringraziandola per l'invito alla cerimonia di conferimento della laurea in ingegneria biomedica alla memoria di Giulia Cecchettin, non potendo partecipare a causa di concomitanti impegni istituzionali, affido a queste righe alcune mie riflessioni, pregandola per il suo gentile tramite di farle giungere al papagino, alla sorella Elena, al fratello Davide Cecchettin e a tutti i familiari. Oggi è un giorno importante, lo sarebbe stato molto per Giulia Cecchettin, un momento molto atteso che avrebbe coronato un percorso di studi affrontato con impegno e passione,
la stessa che questa giovane donna metteva in tutte le cose che faceva, pronta a spiccare il volo verso il suo futuro, libera di fare le sue scelte di vita se non fosse stata vittima di femminicidio. Da tutto questo dolore nasce un seme, quello di una maggiore consapevolezza dei cittadini, adulti e giovani su questi temi. Un movimento spontaneo per far sentire ancora le voci di queste donne uccise, per impegnarsi a cambiare un mondo che si definisce civile ma che di fronte a ciò dimostra il contrario. Per evitare che altre donne subiscano una tale violenza si deve lavorare insieme contro ogni forma di violenza fisica, psicologica e anche economica. In questo giorno Giulia riacquista di nuovo la sua voce, quella che le è stata portata via in modo crudele. Attraverso il ricordo dei suoi cari, le parole scritte nella sua tesi, il lavoro di studio compiuto, la stessa proclamazione. Giulia è fra noi, è qui per essere proclamata ad alta voce dottore in ingegneria biomedica. Bisogna continuare a pronunciare il suo nome e quello delle molte Giulia e Vanessa, per non dimenticare, per restituire la dignità e il coraggio alle donne vittime di violenza. Oggi è anche l'occasione per riflettere sulla parità di genere, sulla necessità a tutti i livelli della società di un cambiamento, di rispetto, di collaborazione su questi temi. Questa è una questione di civiltà cui tutti siamo chiamati con il nostro contributo a rendere possibile, partendo dall'educazione in famiglia, dalla scuola, dal mondo del lavoro. Ringraziando l'Università degli Studi di Padova, la rettrice e i docenti per aver reso possibile questo atto dovuto, rivolgo un sincero e cordiale saluto ai familiari di Giulia e a tutti i presenti, dottor Luca Zaia. Ed ora prende la parola al podio la magnifica rettrice dell'Università di Padova, Daniela Mapelli. Gentile Ministro, care colleghe, cari colleghi, care studenti e studentesse, care e cari ospiti. Immagino di interpretare il sentimento di tutte e di tutti nell'abbracciare a nome mio e di tutta la grande comunità che forma l'Ateneo Patavino, amiche e amici di Giulia Cecchettin, i familiari, il papagino, la sorella Elena e il fratello Davide. Mai, come in occasione del terribile femminicidio di Giulia, il concetto di comunità, parlando della nostra università, si è fatto concreto, si poteva toccare con mano. L'ondata di apprensione prima, di orrore e sdegno poi, di vicinanza infine, che ha pervaso l'intero paese, si riverberava simbolicamente qui a Palazzo Bo, cuore del nostro Ateneo. È con grande pudore che provo a chiedere a tutte e a tutti oggi, in questo momento così denso di emozioni, di provare a regalare a Giulia un sorriso. Oggi consegniamo agli affetti più cari la sua laurea, ottenuta da Giulia con grande determinazione. Oggi vogliamo, o almeno proviamo a farlo, festeggiare la laurea della nostra studentessa Giulia Cecchettin. Io non ho avuto modo di conoscere Giulia di persona e non posso quindi arrogarmi il diritto di parlare di lei. Quindi mi permetto solo di affermare, grazie alle parole che ho potuto scambiare con il padre Gino e con professoresse e professori del nostro Ateneo, che Giulia sapeva lasciare un segno nelle persone che incrociava. Come l'ha definito il mio collega, suo docente universitario, Giulia era sorridente e interessata, Giulia era un primo violino, ovvero primo violino per noi docenti è il punto di riferimento quando facciamo lezione, quindi individuiamo sempre una studentessa o uno studente che tra tutti può darci un feedback. Bene, Giulia era il primo violino. Giulia era anche figlia, Giulia una sorella, un'amica preziosa. Giulia è una ragazza dolce, ma allo stesso tempo decisa nel raggiungere i suoi obiettivi e realizzare i suoi sogni. Nel sentir parlare di lei mi è sovvenuta alla mente una frase di Martin Luther King:
Le nostre vite cominciano a finire il giorno in cui stiamo zitti di fronte alle cose che contano. Ecco, io penso che Giulia avesse già chiare, per quanto possa essere delineata la vita a un'età così giovane, le cose che contano. Giulia ha saputo affrontare le difficoltà a cui l'esistenza a volte ti mette di fronte. Nel 2023, dopo la scomparsa della madre, aveva superato 11 esami per arrivare a laurearsi. Aveva preparato una tesi brillante. Giulia era pronta a uno di quei giorni che si mettono fra quelli che si ricordano, non fra quelli che fanno volume, i giorni che si ricordano della propria vita. Non è andata così, purtroppo, e dai sogni c'è stato un brusco risveglio. Un risveglio che, come ho avuto modo di dire, ancora oggi ci sgomenta e ci spaventa. Una violenza che fa ancora più paura perché non riusciamo a decifrarla, capirla. Perché è nata in un ambiente che possiamo definire, e mi si perdoni il termine generico, ma penso che possa rendere in maniera immediata l'idea, un contesto di normalità. Una violenza che chiede una risposta e un impegno corale. Come ci ha ricordato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il valore e il rispetto della vita vanno riaffermati con determinazione, in ogni ambito, in ogni circostanza, in ogni dimensione. Nessuna o nessuno si può chiamare fuori da questo impegno, non più. Ma torniamo al senso della giornata di oggi, festeggiare Giulia e la laurea di Giulia. Lo faremo attraverso il ricordo di chi l'ha portata e la porta nel cuore, attraverso le parole di chi ha avuto il privilegio di conoscerla, convinti che abbia portato, come dice il poeta Alvaro Mutis, davanti alla morte la sua goccia di splendore. E allora celebriamo questo splendore e avviamo la cerimonia per la laurea per la nostra dottoressa Giulia Cecchettin. Prende ora la parola il direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Gaudenzio Meneghesso. Onorevole Ministra, magnifica rettrice, cari familiari di Giulia, colleghe e colleghi, studentesse e studenti, ospiti qui intervenuti. Sono emozionato e onorato di poter parlare a questa celebrazione non solo come direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione che avrebbe laureato e che oggi laurea Giulia Cecchettin, ma anche come suo professore. Lo scorso settembre Giulia ha infatti brillantemente superato l'esame di fondamenti di elettronica con me. Ho potuto incontrarla, scambiare con lei impressioni, discutere su degli esercizi, su delle teorie dei fondamenti di elettronica e mi sono reso conto quanto lei fosse certamente una brava allieva, ma soprattutto una ragazza con tanta voglia di raggiungere gli obiettivi che si era prefissata. Per questo Giulia meritava pienamente di stringere la mano a quel presidente della commissione che le conferiva la laurea il 16 di novembre scorso. Meritava di poter godere appieno di quel momento così importante della sua vita. Non posso che accodarmi con le parole della magnifica rettrice e a tutte quelle che sono state pronunciate e scritte in questi mesi per affermare che quello che è accaduto è stata una tragedia e questo mi tocca molto da vicino. Essendo io papà di 2 figlie che hanno più o meno la stessa età di Giulia. E veramente non ci sono parole per commentare una vita che viene spezzata. E anche se Giulia non fosse stata un'allieva brillante, e anche se fosse stata meno brava di quella che era, o non fosse stata così giovane e volenterosa, ma Giulia meritava di poter vivere la sua vita a modo suo. La vita non è un premio che si deve acquistare, non è un premio che si deve conquistare. Il nostro Dipartimento è popolato di studenti e studentesse che si danno da fare per imparare l'ingegneria dell'informazione. Entrano ragazze e ragazzi, ne escono uomini e donne.
E come professore di tanti di loro e come padre e uomo mi riprometto di fare qualcosa per poter, nel piccolo della realtà universitaria che rappresento, essere un appoggio quando dovessero trovarsi in difficoltà, e così sono certo che anche i miei colleghi e i colleghi faranno altrettanto. Dobbiamo tenere uno sguardo empatico sulle figlie, sulle ragazze, sulle donne della nostra società e nello stesso tempo posare lo stesso sguardo e aprirci all'ascolto verso i ragazzi e cercare di capire quando stanno attraversando momenti e situazioni difficili e andargli immediatamente incontro. Il nostro compito è questo. E tutti noi sappiamo che non basteranno i gesti simbolici, ma al tempo stesso sappiamo che questi sono impregnati di valore. Partiamo da qui quindi nel conferire a Giulia Cecchettin il titolo che le sarebbe spettato. Non è un risarcimento questo, era già suo. E quindi ritengo che sia stata una decisione giusta e doverosa che il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, di concerto con il nostro Ateneo, abbia dato voce a questo che era anche un desiderio collettivo. Abbiamo poi deciso di intitolare a Giulia Cecchettin l'aula studio JE del nostro Dipartimento. Questo vuole essere un altro gesto simbolico ma potente per aiutare la comunità del Dipartimento e in particolare studentesse e studenti a non dimenticare mai il femminicidio di Giulia e a lottare per costruire un futuro in cui femminicidi e violenza di genere in ogni loro forma siano sradicati dalla nostra società. Perché come diceva Cicerone, la memoria è tesoro e custode di tutte le cose e ricordare è imperativo. E imperativo però è anche fare. E noi cosa faremo? Beh, abbiamo già deciso di approfondire il tema delle discriminazioni. Il 2024 è iniziato con Aldei dei workshop, dei seminari sulle tematiche, sulle questioni di genere, omotransfobia, razzismo e discriminazione. L'Ateneo rese disponibile per tutta la comunità universitaria il corso di equità ed inclusione, questioni di genere e azioni che devono essere guardate e studiate con grande attenzione. Stiamo stanziando delle borse di studio e dei premi di laurea intitolati a Giulia Cecchettin, in collaborazione con associazioni del territorio, ordini professionali, agenzie nazionali e iniziative simili mi stanno venendo segnalate in tutta Italia. Tutto questo non basterà, ma allora faremo dell'altro, insieme a tutte le altre istituzioni e comunità civili. Lasciatemi dare un pensiero oggi che va a tutte le ragazze e le donne cui la vita non aveva messo davanti una celebrazione di laurea e che sono state uccise per mano della scelleratezza e della crudeltà. Oggi celebriamo anche tutte loro. Oggi con la consegna della laurea alla dottoressa Cecchettin vogliamo celebrare la vita. Grazie. La cerimonia prosegue con l'intervento della relatrice della tesi di laurea di Giulia Cecchettin, la professoressa Silvia Todros. Magnifica rettrice, onorevole ministra, care tutte e cari tutti. Sono grata di avere la possibilità di essere qui oggi a ricordare Giulia Cecchettin insieme a tutti voi. Ho avuto l'occasione di conoscere Giulia circa un anno fa. Un giorno si è trattenuta a parlare con me al termine di una lezione e mi ha chiesto la disponibilità a fare da relatrice nella preparazione della tesi con cui avrebbe concluso il suo ciclo di studi triennale in ingegneria biomedica. Come argomento di tesi, Giulia ha scelto di approfondire lo stato dell'arte dello sviluppo di costrutti innovativi per la rigenerazione dei tessuti tracheali. Questa è una tematica che ha assunto una particolare rilevanza a seguito della pandemia da Covid-19 e che ha portato un incremento del numero di pazienti con danni alla trachea dopo intubazione e ventilazione meccanica sia a livello nazionale che mondiale. Giulia ha scelto quindi di approfondire un problema complesso e attuale, dimostrando anche il suo interesse verso l'impatto sociale della bioingegneria. Giulia ha lavorato sempre con impegno
per approfondire le diverse soluzioni presentate nella recente letteratura scientifica in questo ambito e ha dato un contributo nell'evidenziare gli aspetti critici delle attività di ricerca in corso e i potenziali sviluppi futuri. Sicuramente molte persone più vicine a me di Giulia, più vicine di me a Giulia, scusate l'emozione, tutti i suoi familiari e i suoi amici, possono dare una descrizione più precisa e più approfondita del suo carattere. Io invece ne ho potuto avere un'impressione che è necessariamente mediata dall'ambito universitario. Però quello che mi ha colpito di Giulia è stato il suo modo di fare, estremamente corretto, il suo impegno, un impegno serio e costante, e il suo atteggiamento, gentile e attento verso gli altri. Purtroppo oggi Giulia non è qui per poter ascoltare il mio apprezzamento verso il suo impegno. E di fronte alla tragedia che è accaduta, mi è molto difficile pensare che la mia valutazione positiva del suo lavoro di tesi, la sua buona media nei voti d'esame o un bel voto di laurea possano avere qualche importanza. Ritengo però che sia molto importante ricordare Giulia. In questo giorno in cui le viene conferita la laurea, portando a compimento il suo percorso di studi. E soprattutto importante ricordarla come una giovane donna determinata a costruire il suo futuro e caduta invece come donna vittima di violenza. Ricordiamola quotidianamente nelle nostre aule e facciamo sì che nessun atteggiamento di discriminazione e violenza trovi spazio nella nostra università. Invito ora al podio il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Questa è sicuramente la giornata delle emozioni. Carissimi tutti, carissima rettrice, carissima comunità accademica dell'Università di Padova, carissima famiglia Cecchettin, che ho avuto il piacere di conoscere solo oggi, Gino, Elena, Davide, che riceveranno a brevissimo la laurea meritatissima, dovuta. Chi mi ha preceduto ha detto è un atto dovuto, è proprio così. La laurea dovuta a Giulia Cecchettin. Qual è il senso della nostra presenza qui, oltre a portare la vicinanza, l'abbraccio di tutto il governo, dei colleghi che vedo qui e per cui mi permetto di parlare, perché questi sono temi che non hanno un colore politico, sono temi che ci uniscono tutti. La prima cosa che ci ha chiesto il papà di Giulia, Gino, in una lettera bellissima che io ho ascoltato e poi ho letto e mi è rimasta stampata nella memoria, la lettera che ha letto al funerale, la lettera di saluto a Giulia, ci ha chiesto di essere uniti per dare un senso, non c'è un senso, ma per provare a dare un senso al sacrificio di Giulia. È così, siamo tutti responsabili, almeno questo è quello che io sento, siamo tutti responsabili come figli, come genitori, come educatori, come formatori, come responsabili pro tempore di ruoli istituzionali. Ognuno di noi ha una porzione di responsabilità
anche pregressa magari, ognuno ovviamente ragiona per sé, sicuramente presente e futura. Ognuno di noi deve fare qualcosa. Non esiste l'indifferenza, non può esistere l'indifferenza. L'indifferenza è un insulto a Giulia e a tutte le persone che come lei hanno visto la loro vita interrotta da un'ingiustizia profonda, non aggettivabile. Quindi che senso ha, oltre naturalmente a dare a Giulia, ai suoi familiari, ai suoi amici, alle persone che le vogliono bene, non parliamo al passato di Giulia, mai come ora Giulia è presente qua, con tutti noi, per tutti noi. Ed è molto bella l'idea di dedicare a Giulia delle borse di studio, delle iniziative, un'aula, perché per ogni laurea conseguita, per ogni traguardo raggiunto, per ogni ostacolo superato, ci sia un po' di Giulia. Io credo che questo debba essere il nostro impegno, credo che formare non significhi solamente erudire, educare, credo che formare non significhi solo rendere genericamente grandi le nostre studentesse e i nostri studenti. Io credo che sia doveroso renderli cittadini di una grande democrazia, che sia aperta, inclusiva, una democrazia che ci insegni prima di tutto ad ascoltare. Come ci ha detto giustamente, lo ha evocato la rettrice Mapelli, il nostro Presidente della Repubblica, ascoltare è la prima forma di comunicazione. Avere rispetto per le ragioni degli altri, capire che un no è un no e deve essere rispettato, non avere paura di rivendicare i propri diritti di libertà, avere rispetto delle persone e dei loro obiettivi, dei loro sogni, contrastare ogni forma di violenza. Questo è quello che dobbiamo insegnare sotto traccia, sempre. Chiamiamolo come vogliamo, le vogliamo chiamare soft skills, chiamiamole soft skills. L'importante è che lo facciamo sempre in ogni momento della nostra vita. Questo è l'impegno che noi ci prendiamo, che sono sicuro che ognuno di noi si prenderà, anche nella propria vita privata, l'indifferenza. Mai ci sono dei segnali, tutti noi lo sappiamo, che a volte magari tendiamo ad ignorare, cose che vediamo che stanno succedendo magari per la strada, di fianco a noi. Ha ragione il professore quando dice ognuno di noi come uomo, come donna si deve impegnare perché il femminicidio non è una questione di donne. E credo che ognuno di noi debba impegnarsi a guardare meglio, anzi a vedere, a guardare vedendo quello che succede, assumendosi l'impegno e la responsabilità di intervenire. Questo è l'impegno che dobbiamo assumere nei confronti di Giulia, per quanto ci riguarda, e della sua famiglia. Io concludo proprio perché mi ha veramente colpito la lettera del papà di Giulia, di Gino. Abbiamo tutti detto, tutti noi che abbiamo un incarico politico in questo momento, indipendentemente dalla nostra provenienza, abbiamo detto che cosa possiamo fare per voi, no? Valeria, cosa possiamo fare per voi? Siamo qui. Perché chi dice, e con questo vi lascio e vi ringrazio di avermi invitato, di avermi voluto qui perché ci tenevo molto ad esserci a titolo personale e per il governo che rappresento. Chiunque dica, come ha fatto il papà di Giulia, siamo in una pioggia di dolore, immagino, in una pioggia di dolore, ma speriamo che questa pioggia possa nutrire il terreno delle nostre vite, possa fare germogliare frutti e che questi frutti siano l'amore, la pace e il perdono. Non ci sono parole migliori per ricordare Giulia, per ricordare la presto dottoressa Giulia Cecchettin. Noi ci siamo. Grazie. Ed ora torna
al podio la magnifica rettrice dell'Università di Padova, Daniela Mapelli, per la proclamazione della laurea alla memoria. Noi, professoressa Daniela Mapelli, rettrice dell'Università degli Studi di Padova, visto l'articolo 26 del regolamento delle carriere degli studenti dell'Università di Padova sul conferimento dei titoli di laurea alla memoria, emanato con decreto rettorale 2125 del 25 giugno del 2020, vista la deliberazione del Senato accademico dell'Università di Padova del 12 dicembre 2023, adottata su proposta del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, conferiamo a Giulia Cecchettin, nata a Padova il 5 maggio del 2001, la laurea in Ingegneria Biomedica e con questo rilasciamo il diploma. Congratulazioni Giulia. Grazie per questo splendido applauso ed ora invito al podio Gino Cecchettin, padre di Giulia, per un suo saluto. Oggi ci riuniamo in questa toccante cerimonia a memoria di Giulia per celebrare la sua amata laurea. Desidero esprimere la mia profonda gratitudine alla Ministra Bernini, all'Università di Padova, alla stimata rettrice professoressa Daniela Mapelli, al direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, professor Meneghesso, a tutti i docenti di Giulia e a coloro che con cuore e dedizione hanno reso possibile questo commovente tributo. Grazie per aver onorato la memoria di Giulia e per aver contribuito a rendere questo momento speciale e significativo. Io però non riesco ad essere felice. Il conferimento di laurea che avevo in mente fino a poche settimane fa aveva protagonista una ragazza stupenda che non vedeva l'ora di indossare la sudata e meritata corona d'alloro. Non vi nascondo che anch'io mi sono chiesto più volte se avesse senso questa cerimonia. Ho pensato e ripensato a cosa potesse servire una cerimonia così per una laurea postuma. Poi, come sempre, la risposta mi viene quando penso alla mia amata figlia. Onorare nel migliore dei modi la conclusione del percorso accademico penso sia un atto d'amore nei suoi confronti. Cara Giulia, mentre ti parlo ti immagino di fronte a me con il tuo sorriso leggero, anche se lontana, troppo lontana. Non avrei mai pensato di trovarmi qui con il cuore trafitto a piangere la tua assenza in una cerimonia in tuo onore. Non sai quante volte ti ho immaginata felice, sorridente come solo tu sapevi essere, e gioire con noi per questo momento a cui tenevi tanto.
non hai potuto assaporare di persona la felicità per il meritato traguardo e penso sia un atto di riconoscenza dovuto per quanto hai dato alla nostra famiglia, per quanto hai fatto per gli altri durante la tua esistenza e per quanto ancora stai facendo per tutti. Almeno per oggi vorrei che il tuo nome, cara Giulia, fosse elevato non solo alla memoria del tragico femminicidio che ha segnato la tua vita, ma piuttosto ad onorare la tua straordinaria essenza. Sei stato un esempio emblematico di generosità, donando senza parsimonia il tuo tempo a familiari e amici. La tua determinazione incrollabile nello studio ha insegnato anche a me a perseguire i miei obiettivi con una tenacia che non mi era propria. Come ricordi, la scelta della facoltà di ingegneria, benché felice, mi aveva lasciato alquanto perplesso. Solo pochi giorni fa ho appreso, tramite una lettera della tua professoressa del liceo, che alla domanda di cosa avevi intenzione di fare all'università ti mettesti a piangere. Volevi far lettere, ma hai preferito una scelta che ti dava più opportunità di lavoro, contro il tuo desiderio e predisposizione, e tuttavia lo stesso l'hai seguita fino in fondo con il massimo impegno, trovando anche gli aspetti umani di questa disciplina, secondo il tuo modo di essere. In questi giorni ho incontrato molti amici e persone che ti conoscevano e mi hanno raccontato episodi che io personalmente non ho avuto modo di vedere o esperire direttamente, ma che confermano ancora una volta quanto speciale tu fossi. Hai provocato uno squarcio nelle nostre coscienze e nella mia per prima. Ero fiducioso che avresti fatto grandi cose nella tua vita, ma non mi rendevo conto di che gigante tu fossi. Io farò il possibile perché il tuo nome e il tuo esempio di vita possano spingere le persone a riflettere sull'importanza dell'empatia e della solidarietà che tu, nella tua semplicità, hai incarnato in modo esemplare. Inutile dire che non c'è giorno in cui non sentiamo la tua mancanza. Mi manchi, ci manchi più dell'ossigeno. Grazie per aver condiviso con noi il tuo calore e la tua umanità. Sarai per sempre nel cuore di chi ti ha amato e conosciuto. Sarai sempre nel nostro cuore. Invito al podio Elena Cecchettin, sorella di Giulia. Cara Giulia, mia dolce Giulia, tu non sai quanto io sia fiera di te, quanto io sia sempre stata fiera di te. Ti ho sempre ammirato tanto per com'eri, carina, dolce e sveglia. Ti ho sempre visto come un piccolo genietto. Tu dicevi che non avevi memoria, però cavoli, guarda cosa sei riuscita a fare. Sei riuscita ad essere una così brava studentessa in ingegneria, una facoltà che sapevo non essere la più affine al tuo animo romantico, eppure ce l'hai fatta, e alla grande. Eri anche l'atleta di famiglia. Ancora oggi mi chiedo come facessi a trovare tanta gioia nel fare sport, che per me è solo una fatica. Ci hai fatto sentire famiglia, anche quando è mancata la mamma. Ci facevi sempre in modo che passassimo del tempo insieme, come quando tornavi a casa per pranzo se sapevi che qualcuno mangiava da solo, anche rinunciando ai tuoi impegni. Non so come, ma riuscivi a farmi sentire inclusa, anche quando ero a 2000 km di distanza, quando avevamo la nostra chiamata settimanale, il giovedì sera, quando tornavi da atletica. Giulia, riuscivi sempre a trovarmi la via quando le strade nella mia mente si incrociavano e si confondevano, e mi chiedevo come fosse possibile che tu fossi sempre così lucida e comprensiva. Hai fatto tante belle cose, per te stessa e per noi, e noi dobbiamo ricordarcelo sempre. Però non dobbiamo dimenticare, mai, quante cose avresti potuto fare se non ti fosse stata tolta la possibilità di farlo. Non dobbiamo dimenticarcene perché a nessun'altra donna venga tolta la possibilità di farlo.
Giulia, nella tua breve vita sei riuscita a insegnarmi tanto e non me lo scorderò mai. E ora posso dirlo, senza che tu mi dica che non è ancora vero. Complimenti, ingegnere. La cerimonia si conclude con un saluto di Giulia Zecchin, amica di Giulia Cecchettin. In questi mesi, più di una volta, mi sono sentita rivolgere la domanda su chi fosse Giulia e la risposta è sempre stata molto semplice. Giulia è la ragazza che tutti voi avete conosciuto attraverso foto e video. Alcuni qui presenti hanno avuto la fortuna, come me, di averla avuta accanto nella propria vita e di essere stati parte integrante della sua, mentre altri l'hanno incontrata solo di sfuggita. Ma sono convinta che anche le persone che l'hanno vista solo una volta, magari durante una delle sue folli corse per non perdere l'autobus, non dimenticheranno mai il suo sorriso. Perché Giulia era il suo sorriso. Giulia era spensieratezza e libertà. Giulia era leggerezza e bontà. Giulia era talmente tanto buona che soffriva perché il pesce combattente che le era stato regalato era rinchiuso in un acquario. Mi ricordo come se fosse ieri il momento in cui dovevamo decidere che strada prendere dopo il liceo. C'era chi aveva le idee più chiare e c'era chi, come Giulia, era in preda alla confusione più totale. Ho perso il conto di quante valutazioni di pro e contro abbiamo fatto insieme per cercare di capire quale la convincesse di più e se le si addicesse di più ingegneria biomedica, lettere o accademia di grafica. Solo Giulia poteva avere 3 opzioni così diverse tra di loro da non credere che potesse essere vero, ma come diceva lei, io sono assetata di conoscenza, solo che non so di che tipo. È vero, gli interessi di Giulia erano tra i più vari, ma c'erano poche cose che non riuscivano ad attirarla. Dalle formule matematiche più complicate e irrisolvibili, alle letture ottocentesche più romantiche, alle illustrazioni più divertenti e veritiere, a qualsiasi cosa che anche nel suo piccolo riuscisse ad affascinarla. E così, dopo tante riflessioni e crisi, era giunta a una conclusione. Si sarebbe iscritta a ingegneria biomedica, ma non avrebbe scartato le altre 2 scelte. Lettere l'avrebbe frequentata dopo essere andata in pensione, così da poter avere tutto il tempo da dedicare alle sue amate letture. E accademia di grafica l'avrebbe frequentata nel periodo tra la triennale e la magistrale. Perché Giulia era così, non scartava nulla, nemmeno un sogno, perché sono proprio quelli che fanno la differenza. E io sono sempre stata sicura che, da oplita, come le piaceva definirsi, ce l'avrebbe fatta a raggiungere e realizzare tutti i suoi sogni. Ad oggi i sogni di Giulia sono diventati i sogni di tutti noi. I suoi sogni continueranno a vivere per sempre attraverso di noi. Perché la storia di Giulia ci deve insegnare che a nessuno devono mai essere strappati via i sogni. A nessuno deve essere tolta la libertà di vivere e di essere se stesso. E tutti dobbiamo impegnarci affinché questo avvenga, portando a casa un insegnamento da tutto questo e condividendolo con chi ci sta vicino e con chi fatica a capirlo. A te, Giulia, voglio solo dire una cosa. Congratulazioni, dottoressa.
La cerimonia si conclude con un grande impegno di azione. Immagino che la sintesi sia un po' questa. Grazie a tutte, a tutti e soprattutto ai familiari di Giulia Cecchettin e complimenti dottoressa. Torniamo in studio. Siamo in diretta, torniamo in studio mentre vediamo che Giulia, la sorella Elena e il pappaggino vengono tornati dalle telecamere. Lasciamo pure una finestra di immagini. Intanto complimenti a Federico Cibotto, Cristiano Roccaiende, ovviamente anche Alessandro Granziera e Mattia Pizzaia. Non era facile, tante telecamere, avete visto, i media ovviamente sono presenti in massa per questo momento. Ecco, Gino Cecchettin non si è fermato ulteriormente per le interviste, ha già di fatto detto quello che doveva dire nel suo messaggio molto, molto sentito. Vediamo se riusciamo a sentire la nostra Valentina o Chiara Gaiani. Avete sentito le parole commosse innanzitutto della rettrice Mapelli, che ha citato anche Martin Luther King, una delle tante frasi storiche di Martin Luther King che diceva si comincia a morire quando si sta zitti di fronte alle cose che contano, e è apparsa molto, molto commossa, ce lo confermano anche i nostri inviati, la rettrice Mapelli, così come è apparso commosso Gaudenzio Meneghesso, il direttore del Dipartimento di Ingegneria che ben conosceva Giulia, così come la relatrice Silvia Todros, che avevamo già sentito nel servizio, che ha raccontato di questo impegno. Anna Maria Bernini ha ribadito il concetto di un momento dovuto per Giulia e ha ricordato che bisogna essere uniti di fronte al problema del femminicidio, e ha citato alcuni passaggi anche delle parole di Gino Cecchettin durante la messa per i funerali di Giulia, e la pioggia di dolore che si spera possa far germogliare amore, pace e armonia e anche perdono. Quindi da queste parole, dice la ministra Bernini, bisogna ripartire e ognuno deve fare la sua parte. Lo ha detto anche rivolgendosi direttamente al sottosegretario Ostellari, che vediamo anche presente in questo momento, sottosegretario alla giustizia. E poi Pappaggino che con la consueta delicatezza ha comunque detto: io non riesco a essere felice in questa giornata, e mi sono chiesto a lungo se avesse davvero senso una cerimonia di questo genere. Poi però ha detto Gino Cecchettin, ho pensato a te Giulia, si è rivolto direttamente alla figlia e ha capito in sostanza che quello di oggi è un atto d'amore nei confronti della figlia, la sente ancora, dice, troppo lontana, ed è inevitabile che sia così. Ha ricordato anche come Giulia avesse un animo forse più umanistico, volesse all'inizio intraprendere la facoltà di lettere, ma avesse poi scelto quella di ingegneria biomedica perché certamente poteva dargli maggiore... Ecco, questa è la nonna, andiamo dalla nonna. Ci mettiamo qua per... Questa è la nonna di Giulia. È la frase che l'ha colpita. Le parole sono state tutte belle, tutte ottime. Però Era vero che Giulia voleva fare lettere in realtà? Sì, all'inizio sì, quando faceva il liceo sì, voleva diventare professoressa di lettere. E poi avrebbe fatto tutto. E poi
poi ha fatto questa scelta, evidentemente qualcuno, come ha detto la sua amica, avranno deciso, non so, si saranno consultate fra ragazze e ha preso questo indirizzo. Poi tra l'altro aveva già cambiato perché voleva fare fumettista, per cui aveva già cominciato la scuola per fare del fumetto, per cui... Un messaggio da mandare a Filippo? No, mi dispiace. Mi dispiace. Quali sono le emozioni oggi, signora? Quali sono le emozioni che sta vivendo in questo momento? Carla Gatto, nonna di Giulia. Ciao, scusi. Come stai? Insomma, dai, molto emozionata, però insomma, questa cosa, comunque le emozioni sono quelle del cuore. Un sorrisino, una lacrimuccia, però è il cuore che parla. Quanto le manca? Mi manca tanto. Un po' pilastro per la famiglia, Giulia. Era più di quello. Anche un po' lontana, però siamo sempre in contatto, vengo qua una volta alla settimana adesso, nel periodo diciamo quello che è successo, quei 3 settimane ero sempre qua presente, anche per mio figlio, perché aveva la disperazione negli occhi. Io come madre lo capivo. Ci aiuteremo, dai. Posso dirti una cosa, Carla? Nella tragedia oggi hai comunque l'aria di una nonna soddisfatta, una nonna orgogliosa. Sì, questo sì, senz'altro, ci mancherebbe. Io sono orgogliosa di tutti quanti della mia famiglia, perché ognuno ha la sua peculiarità, per cui i ragazzi nello studio, nel loro indirizzo che hanno scelto, diciamo Davide fa ancora al liceo, poi sceglierà e per gli altri figli con loro via che hanno preso, e io li sostengo. Pensi di dedicare un'opera proprio a Giulia? Se fosse stata qui oggi, che cosa le avrebbe detto? Un grande abbraccio e detto complimenti tesoro, te lo sei meritato tutto. La caratteristica più forte di Giulia era la tenacia, la determinazione. Sì, era molto determinata, lei sapeva cosa voleva, però aveva quella parte di carattere, diciamo, sempre solare, brillante, sai, gioioso, per cui ha detto cercare nelle difficoltà. Sono tutti i miei bambini, insieme alla famiglia. Quando me li accodiva, venivano a trovarmi, me li accodivo che erano ancora piccolini. È stata molto di più rispetto a quello che le è successo, alla sua tragica morte. Oggi quindi è un giorno dedicato a Giulia donna, a Giulia studentessa, a Giulia giovane ragazza, e quindi è un giorno a cui ho chiesto di dedicare un sorriso a Giulia. Possibile non commuoversi sentendo la sorella e il papà? In effetti momenti di commozione ci sono stati, ci siamo tutti commossi, specialmente nel mio caso quando ho consegnato il diploma di laurea alla sorella e al fratello. È un giorno di commozione, ma ripeto, è un giorno di commozione pura. È un giorno che è stato dedicato anche a tutte quelle donne che non sono riuscite a raggiungere il traguardo di Giulia, che come Giulia sono state fermate, uccise dalla violenza di genere. È stato detto in mattinata volte, dovrebbe essere tutti i giorni. Le donne che vengono uccise non sono solo studentesse universitarie, sono donne di tutte le età, di tutte le estrazioni, ognuna con il proprio percorso, ma fondamentalmente a tutte loro è stata e viene strappata la possibilità di continuare a vivere. Di essere arrivato, ma concretamente Ci sono parecchi premi di laurea intitolati a Giulia, tra l'altro alcuni istituiti dall'università, molti che arrivano dall'esterno, dagli ordini professionali, da alcune agenzie nazionali, e sono dei premi di laurea tra l'altro non soltanto quest'anno, ma che continueranno anche nei prossimi anni, affinché il nome di Giulia comunque rimanga legato alla nostra università e porti comunque anche un messaggio. Giulia era chiunque, non abbiamo capito questo un po' che deve far riflettere
rete e deve far capire che bisogna muoversi. Sì, è per quello che con molto pudore, l'ho già detto altre volte, l'ho ripetuto oggi nel mio discorso, una cosa che ci ha sconcertati fin dall'inizio è stato constatare che in un ambiente che potremmo definire normale, in maniera, se volete, molto generica. Qui si tratta di 2 studenti universitari nati in famiglie senza particolari problemi, non cresciuti in ambienti violenti o in ambienti difficili, eppure è successo quello che tutti sappiamo. Io penso che la cosa che più poi ci abbia lasciati sgomenti e che più abbia spaventato proprio di questo evento è stato il fatto che è successo, ma che quindi può succedere. Grazie. Cristian. Le parole della rettrice Mappelli. Avete sentito poco prima, c'era l'intervista anche alla nonna di Giulia Cecchettin. Avete visto questo volto sorridente, il volto di una nonna che nonostante il dolore, ovviamente la vicinanza al figlio, è contenta, è soddisfatta per la sua nipote Giulia. Sentiamo la relatrice Todros. Questa è la relatrice della tesi di laurea. Adesso, se tu puoi restare... Non c'è un voto vero e proprio perché comunque è una laurea alla memoria. Ad ogni modo la mia valutazione, come ho già detto, della tesi di Giulia era molto positiva, quindi per quanto mi riguarda io avrei dato il massimo dei voti sulla tesi. Che ricordo ha di Giulia? Ha descritto proprio il suo comportamento che l'aveva colpito. Sì, le volte in cui ho avuto modo di interagire con lei, come ho detto, Giulia aveva veramente un modo di fare sempre gentile, corretto, quindi a me è rimasto soprattutto questo ricordo di brava ragazza e anche del suo impegno, quindi pur essendo una ragazza dolce, gentile, comunque una ragazza molto determinata per raggiungere l'obiettivo che si era posta. Lei ha detto anche il rimpianto di non averle potuto dire tante di queste belle cose. Beh sì, mi spiace che lei non abbia mai saputo qual era la mia valutazione sulla sua tesi, perché comunque anche nel momento in cui io le ho scritto l'ultima volta per dire che la tesi andava bene, lei era già scomparsa, quindi certamente mi spiace che lei non abbia potuto sentire che aveva ottenuto un risultato molto positivo anche nel lavoro di tesi. Cosa lascia? L'ultima mail proprio la sua, no? Sì, l'ultima mail che mi ha mandato Giulia è stata quella dell'11 novembre, il pomeriggio alle 5 prima di uscire. Cosa diceva nell'intestazione allegando poi la tesi? Beh, era una mail molto semplice perché ci eravamo sentite frequentemente nei giorni precedenti, quindi mi diceva semplicemente che aveva fatto le ultime modifiche che le avevo richiesto e che mi chiedeva se secondo me la tesi andava bene. Che cosa lascia Giulia? Beh, sicuramente lascia un vuoto per tutte le persone che le hanno voluto bene, lascia appunto il suo ricordo e penso che ci lasci anche un obbligo di riflettere su quello che è accaduto, quindi di continuare a interrogarci su per quale motivazione possa essere avvenuta una tragedia del genere e che cosa possiamo fare perché non avvenga più. Grazie, professoressa. Grazie. Il professor Meneghesso. Vediamo se riusciamo a sentire anche il professor Gaudenzio Meneghesso, che è il direttore del Dipartimento di Ingegneria. Poi chiudiamo l'edizione straordinaria. Vediamo Meneghesso, Gaudenzio Meneghesso, che è il direttore del Dipartimento di Ingegneria. Allora, sì? Professore, lei ha detto di essere empatico con le... Ha detto, professore, ha fatto un appello, essere empatico con tutte le studentesse, ma soprattutto riuscire a avvicinare anche i ragazzi. Sì, sicuramente è un'operazione che dobbiamo fare, dobbiamo essere attenti ai ragazzi, alle ragazze, capire quando ci possono essere situazioni di disagio per intervenire e supportarli nel modo migliore. È certo che io sono un ingegnere, non ho queste competenze, non ho queste capacità, però in Ateneo abbiamo dei dipartimenti di psicologia che su questo ci possono aiutare. Noi come uomini, genitori, donne, tutti dobbiamo aiutarci e essere molto attenti a qualunque segnale critico che vediamo, non sottovalutarlo e sicuramente intervenire e in qualche modo accompagnare le persone in difficoltà a risolvere certi problemi per evitare che poi
sfociano in situazioni così drammatiche. Cambiato il clima nel suo dipartimento dopo quanto è successo? Ma sicuramente è aumentata l'attenzione, è aumentato la consapevolezza e la voglia di imparare e essere più attenti a delle cose che prima magari potevamo anche sottovalutare perché non erano sentite come critiche fondamentalmente. No? Un'aula dedicata a Giulia. Sì, l'aula destinata a Giulia è una cosa che vogliamo fortemente perché, come ho detto, vogliamo che ci sia memoria, che ci sia un ricordo forte oltre alla panchina, ma gli studenti, le studentesse, i docenti, tutti devono ricordare quello che è successo. Dobbiamo tenere la memoria fervida, dobbiamo ricordare quello che è successo perché se noi lo facciamo cadere nell'oblio la morte di Giulia sarà stata inutile e noi questo non lo vogliamo. Cos'è che l'ha sconvolto di più quando ha saputo, no? Licenziano quando tutti non l'abbiamo saputo? Quello che può provare papà se gli uccidono sua figlia è stata una cosa drammatica per quanto mi riguarda. Ripeto, io ho una figlia di 21 anni, si chiama Giulia. Va bene? Grazie a tutti. Allora, io direi che possiamo chiudere qui perché dalle 10:30 stiamo raccontando in diretta questa importante giornata. Ecco, forse con l'unica cosa, l'ultima voce che sentiamo, Chiara Gaiani, Emma Ruzzon. E con te chiudiamo. Sì, Nicole, sì, eccoci con Emma Ruzzon. Tra l'altro chiedo al collega Federico Cibotto di inquadrare il fiocco rosso, presidente del Consiglio degli studenti dell'università. È stata un'emozione, è stato un momento forse anche difficile. Lei è tutti gli studenti e le studentesse dell'Università di Padova in questo momento. Sì, è sempre un momento molto difficile, indipendentemente da tutto, da un punto di vista umano, perché era una studentessa della nostra università, che la conoscessimo, che non la conoscessimo di persona, è una presenza che ha effettivamente unito e che ha portato dolore in chiunque, così come porta il dolore e la rabbia il sapere perché non era presente alla sua cerimonia di laurea, ricordarci che non era presente perché è stata uccisa, perché è vittima di femminicidio e che l'ennesimo femminicidio è avvenuto all'interno delle mura della nostra università o comunque da parte di 2 persone che frequentavano la nostra università e che ci ha ricordato come comunità studentesca, come comunità accademica, ma a tutta Italia, quanto il fenomeno della violenza di genere sia pervasivo, quanto arrivi in ogni tipo di strato, veramente in ogni ambiente sociale, città, provincia, studio, lavoro, ovunque. E questo ci ricorda anche che è proprio dagli ambienti di istruzione che bisogna partire per riuscire a decostruire quella che è effettivamente una cultura della violenza di genere, della prevaricazione, del possesso, decostruirla all'interno degli scuoli, proporre un'alternativa diversa di rapporto uomo-donna, di rapporto di genere e non avere paura di farlo, perché spesso si sente un po' il timore di affrontare un determinato tipo di argomenti perché sembrerebbe un po' ammettere una colpa. Non è una colpa, ma è una responsabilità collettiva e in quanto tale va trattata, va affrontata e dunque appunto decostruita. Ha sentito che si è cambiato qualcosa in questi mesi? Tutti si sono detti, tutte le istituzioni disponibili. Siamo qui, che cosa fare allora? Ci sono tantissime cose da fare e io mi auguro davvero che la disponibilità collettiva delle istituzioni, del governo, di chiunque sia reale. Serve soprattutto ammettere dove non si è fatto in passato, dove si è avuto paura di parlarne nelle scuole, dove si è avuto paura di portare un determinato tipo di argomenti nelle scuole, di ammettere che nessun livello appunto è salvo, che l'università non è un luogo in cui abbiamo già ricevuto un'educazione sufficiente per poterla tralasciare, che le scuole, i bambini non sono troppo piccoli e che non si tratta di instillare un determinato tipo di idee e parlarne, perché l'educazione al consenso, l'educazione all'affettività, alle emozioni, alla gestione delle emozioni, alla gestione dei rapporti di genere non è qualcosa che può avvenire solo ad una determinata fascia di età, che quindi non sia troppo piccoli ma non sia troppo grandi, che quindi può avvenire solo al liceo. No, dobbiamo ammettere che non è stato fatto negli scorsi anni e che dobbiamo ripartire non da zero, ma che dobbiamo partire veramente da
da un progetto che sia strutturato e che vada a lavorare sì sul livello dell'istruzione, ma che vada anche a lavorare su corsi di aggiornamento per chi lavora, per i lavoratori, in modo che ogni tipo di fascia di età venga effettivamente coinvolta, altrimenti continueremo a piangere un'altra donna, un'altra vittima, che sia una studentessa come me o che sia una lavoratrice o che sia una pensionata tra una settimana, 2 settimane, perché Giulia non è stata l'ultima, anche se ci siamo detti e ripetuti che Giulia doveva essere l'ultima. Non lo è stata, per cui evidentemente qualcosa non sta funzionando. Grazie Emma, grazie a tutti lì nello studio. Grazie anche a te Chiara Gaiani, grazie davvero per il vostro lavoro. Chiara Gaiani, Federico Cibotto, Valentina Visentin, Cristian Rocca Iende, ovviamente anche Alessandro Granziera, Mattia Pizzaia in regia. Grazie davvero per l'ottimo lavoro. Allora chiudiamo questa edizione straordinaria. 2 minuti di pubblicità e poi parte la prima edizione. C'è molto cronaca e ha a che fare anche con femminicidi. Fra pochissimo in diretta.